Previsioni tendenziali per il 2009, PIL meno 2,2%, turismo meno 6%, cassa integrazione più 72%. Sono i numeri della crisi emersi oggi al convegno organizzato dalla Regione Veneto qui alla scuola di San Giovanni Evangelista, il Veneto per le imprese, scenari e politiche. Le politiche di emergenza sono state prese, diciamo così, e individuate già e vanno nella direzione di risorse collegate con il livello nazionale per quanto riguarda la sospensione del lavoro e anche strumenti complementari rispetto a quelli tradizionali, quindi un elemento di cassa integrazione non solo ordinaria e straordinaria ma anche speciale in deroga e un elemento di ammortizzatori sociali che vada anche a favore di quelle categorie di lavoratori che normalmente non erano coperti. L'altro elemento è di un intervento maggiore attraverso il sistema dei confidi per la liquidità alle imprese, perché è chiaro che sono maggiormente esposte quelle imprese che hanno investito. Aziende che magari avevano anche puntato su ricerca e innovazione ma hanno subito un calo della domanda repentino. Il Veneto comunque ha già affrontato momenti bui come all'inizio degli anni 2000 quando la concorrenza minava le produzioni locali e ce l'ha fatta. Oggi poi ad aprire qualche spiraglio di speranza c'è il potere d'acquisto delle famiglie che negli ultimi 2 anni sembra segnare una ripresa. Pesa molto invece la mancanza di liquidità delle imprese strette nella morsa creditizia. L'aspetto del credito oggi è sicuramente il tema all'ordine del giorno e quindi su questo siamo impegnati a lavorare per offrire non solo le risorse che erano il primo elemento operato dal quale partire, ma poi anche gli strumenti perché si possa diciamo dare operatività agli interventi. Banchieri con la B maiuscola, questo chiede il presidente degli industriali e nel frattempo pensa al futuro, a quando la crisi sarà passata. Mentre lavoriamo sul breve e sulla risoluzione dei problemi contingenti, dovremmo comunque pensare a quali saranno gli assetti di lungo periodo. Qui noi abbiamo già fatto menzione dell'importanza della progettazione della TAV e dell'alta velocità, del progetto Marghera che diventa di nuovo un progetto a medio e lungo periodo ma che concorre a disegnare l'assetto complessivo territoriale.